Bienvenidos a una puntata nuova de Voces de Hominis, su programma de cooperativa Mega fatta per RTS con l'aiuto della regione Sardegna Bando Imprentas. Oggi siamo in Cusorgia con su musicista, artista e cantautore Matteo Leone. Ben agattato e grazie per posare ricciu in Domudua. Grazie a voi. Dunque, musicista, cantautore, come ti hai cominciato e come ti è venuta questa idea e questa gana di fare musica a te? Hai cominciato da piccolo, da manno, come ti è andata? Ho cominciato da piccinetto, proprio piccino. A mia famiglia ho la tradizione a fare musica. Mio babbo grande ora in banda, il fratello di mio babbo grande è stato un maestro da scuola di musica. Anche mi cominciò da piccinetto a 6 anni, sono entrato in banda do paese di Cadesseda e cominciò a 4 anni a pigiare pentole da mamma, a presto in tete e come sono uscito e non mi sono mai fermato. Un figlio d'arte, volevo narrare. E dunque hai cominciato con percussione, se non Sì, con percussione, la batteria, ho cominciato in banda suonavo i querci, così ho cominciato tambù e querci, e poi cominciò grande la ma batteria. noi due e babbo tuo e te suonai anta? Un clarinetto, e invece il fratello di me babbo grande suonava un violino. Bello. Dunque sei cresciuto in mezzo a questa musica. Sì. Per il lavoro intanto come hai cominciato a pensare come un lavoro, una maniera di si gastare la vita? Allora, cominciavo sin da piccinetto in band, svariate band, però proprio per lavoro comunque l'ho stato dopo 20 anni. Dopo 20 anni proprio mi è arrivata questa offerta di lavoro perché mi favo il cuoco. Okay? Mi arrivava l'offerta di tempo indeterminato e ho scelto invece no, andando a fare musicista. E alla fine mi ha dato ragione. E te scuola cosa hai fatto? Alberghiere. Poco. Ma mio babbo è chef, sì. Dunque sono cresciuto così, insomma, mangio mi piace. Entre pignatas e cose suonare. Yeah. E poi si sceverau su cammino più spago sicuro, che è questo della musica. No, totalmente, la musica non è sicura per niente, proprio per niente, però quando ti senti Trento, la sensazione che ha scelto quella più giusta, ecco, ora così. Questo è vero. E dunque, lascia questa collina sul mondo della ristorazione e te vai per cominciare il suo lavoro musicale. Iscritto al conservatorio. Okay, comunque studio batteria jazz, poi sono andato in Castello? Da prima sono stato a Bologna, una scuola di musica free jazz, comunque jazz. Poi sono tornato qui in Sardegna, ho cominciato a studiare in tuo conservatorio e poi ho scambiato qualcosa da batteria, sono passato a chitarra. Ancora un'altra parte di carriera, insomma, è differente. Con la batteria hai cominciato in Bologna, giusto? No, ho cominciato da piccinetto, cioè già, però a studiare. Sul conservatorio hai studiato batteria jazz. Batteria jazz. Come andai mai sul jazz? A me ho sempre piaciuto la musica afroamericana, comunque
per me è normale, mi piaceva proprio. E iscriias a già alcuna cosa pure o sonaias e via? No, solo musica, no testi, niente, non cantava manco, manco cantava, niente. Faias parte di una band? Sì, tanto. Come te via la sua vita a intro di una band jazz? Una o Pruso? No, Pruso no, non è stato un bel momento perché ha tutta l'esperimentazione, dunque, che ha troppo porta divertente, ecco, però Awal c'è un meglio. Awal c'è un meglio, assolutamente. Sa parte naraus de sviaggios può suonare. Via da una cosa buona o si strobaia a si muovere meda in Italia, in UE faiasi musica, in locales, festival. No, da prima del Covid era più facile andare a shorty, insomma, andare a suonare anche fuori da Sardegna. Dunque, quando facevo solo batterista, ho fatto un tournée in tutta Italia con un altro musicista di Carbonia, girato tutto il paese, insomma. Allora è stato bello. Però i viaggi più belli sono stati dopo, insomma. Apposti, sì. Quando hai cominciato con la chitarra. Sì. E poi te hai scambiato? È stato... è come se si fermò l'ispirazione, insomma. È stato un caso. Entrò a Carbonia e che è un mio amico che portò questo strumento che non ho mai visto. Era come una scatola di sigari con le corde, o si chiama cigar box in inglese. E che è suonato uno slide, un pezzettino di bottiglia di vino, e si stufina così, come se fa, è così che si fa il blues. Come vi annascia? Mi sono proprio partito per la tangenziale. È stato fantastico perché con tre corde ti può fare tantissime cose. Come Suona a me da... Sì. E dunque hai cominciato con questa cigar box, pittichedda, con tre corde e via, e poi si è piccato la chitarra e dici hai già suonare o hai cominciato di su nuda? Non tanto, bene. Poi sono abituato a studiare anche 8-10 ore di fila con la batteria. Dunque, tutto ciò che come faccio con la batteria, come so a fare con la chitarra. Dunque, tipo ossessione. Vabbè, per me è normale se ti vuoi fare professione, è normale che cominci a studiare tanto. Comunque come so a studiare tanto a chitarra, cianin. Però tu impari a mano manca o no? Sì, mi sono E come ti hai fatto? A Jimi Hendrix o... come fa un boss? No, è normale per me. Allora, è la cosa, mio babbo suona la chitarra, ok? Ma non è bravissimo. Comunque suona la chitarra e lui suona come me, con le mancino così. E picai questa chitarra normale da bonese sa travessa. Esatto, però è normale perché la chitarra è così, non è che sia in un altro modo. Dunque è stato un naturale. Ora è difficile l'arpeggio, però vabbè. Tocca ci lavorare poco devroso, ma esatto, ho trovato la tecnica. E questo è buono che potete imparare questa chitarra di qualsiasi persona. Esatto, quello è importante perché... Questa cosa che ci ne sono da Jimi Hendrix, una rausa con questa chitarra adattata, poi ci ne impara da sa mano manca, ci ne sta mancoso, una rausa. Sa cabo deve imparare sempre questa chitarra cosa sua. Esatto. E dunque la Gazi è... Così, posso suonare tutte le chitarre. Potete imparare tutti questi strumenti. Esatto. E tu hai cominciato con questa chitarra e ti sei specializzato diretto con su blues. Sì.
E come ti assistete a questa... È stato naturale perché ho cominciato a considerare box che comunque ho la cordatura la verta, come si usa in tu blues. Dunque, la differenza è che non è trai, ma sai, sì, si corde. Dunque, ti aggiungi più colore, però la differenza è minima, insomma. Dunque è stato naturale. E siete stati in questo tempo che hai cominciato a cantare pure Sì, con il suo blues? sì. Questa boia tua è stata data a me, è buona a me da Abbastanza. cantare blues. Abbastanza. E hai cominciato con canzoni di altro? O Da altro, cantare? no, ho O... cominciato anche a scrivere qualcosa, però in inglese. In inglese. Che sa limba del suo blues. Insomma, l'estremo fa strano, fa in tabarchi. Ho provato, c'è grande, ma non proprio blues naturale, però è difficile. E da lì cominciò a suonare, da prima da solo e poi che arrivavo ho Donato Kerchi e cominciò a fare il Don Leone, il duo. E da lì sono partito E i suoi te sono aiata? solo voce. Mi suonavo a batteria con i pe, ok? Ho basso e chitarra con me, Oh, un one man band. strantaglio? No, no, Oh, sedio. sì. No, sedio. Wow. Sì. Mi adostate da commentare cose, No, però... no, però per batterista è normale, il pe va da solo, ti concentri solo. Vabbè, sì, per io fa facile, però per batterista E è questo che normale. imparai si dire, la prima cosa è Sì. a stesiare su pe delle mani, Esatto. delle Comunque, braccia. è normale, non è così strano per me. Ecco. E da lì cominciò a fare disco, vinse premi importanti, l'Italian Blues Challenge, e da lì comunque ho vinto un premio e siamo andati a rappresentare blues italiano in Europa. E dopo a Memphis, in America, all'International Blues Challenge. Dunque è stato tanto importante. E come ti sei stata questa esperienza? Innanzi in Europa e perché tutto in America, in sa terra adesso. La verità è stato più difficile a livello come di band, dunque di bravura, è stato più difficile in Europa. In America non è stato così strano, però è stato strano per me a non suonare, mica sono dunque di Cusorgia, cosa che fa in America suonare blues americano. Dunque è stato un po' strano, cioè ho sogno da vita, però comunque sono stato lì a suonare, è stato quasi, non so, trovo Paolo, è proprio strano. E poi cominciò a ritornare qui e volevo l'idea del Raj, appunto, del fare non blues americano, non uso la lingua inglese, ma uso il Raj, dunque o tabarchin, o blues o africano. Comunque, senza America non è Raj. Tocca a volte a sinestesiare. No, Andare a forasa, brusate su tanto lontano per pus trovare. a gattasa, Esatto. torras a gatta resarreglienes duas. Esatto. Si stetti o gasi, Sì. in America cantu si sa parrauso. 2 settimane. 2 settimane. Hai fatto su festival fetti o santa fatto Sì, ho suonare in fatto clubs? una settimana, grandissimo, lei ha 400-500 band in tutto il mondo. E dopo la settimana dopo sono andato a suonare, non tanto perché in America devi per suonare serve permessi, un casino, comunque. Trovò qualche serata un po' così, però un tempo è stato anche un documentario fatto da Diego Pani. Comunque sono stati 2 settimane. Chi sono strumento un musicologo? Chi sta lavorando con un dottorato, un master, una cosa in America? E si conosce gli già? Sì,
Sì, sì, sì. Esa circa isso. Ho letto tutti e due, insomma. Yes, in a su più tempo su. Sì. E ne sa pigau profetto po questionare pagu pagu de sa musica sarda, cioè de sardos. Che vanno a fora, America sono. in America a suonare musica americana, Sì. però li hanno seguito una cosa de Sardegna, perché Sì, sì. a Saccabu ci non è la limba, è qualcuno sono, ci via qualcuna sonorità che spiegau, non dico, non conosco me da sa musica, dunque qualcuna cosa di sa musica sarda che si sta temperata po'. Con Don Leone no. 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 Con Don Leone è più l'essenza di se c'è Delta, dunque il primo, che ho trovato similitudini con Sardegna, cioè, che la sensazione è lo stesso quando sono andato comunque vicino a Memphis, che a desolazione come Sulcis, strade, solo incroci, non c'è niente. Come chi, dunque ha similitudine su. Quindi è tutto paura, no? Sì, tutto dritto, strade drittissime. 3 ecco uscì con la macchina, ma no, vabbè. Essa gente in come ti arricciu su sa musica Bene. su premio te via da. Sapore su premio a Saccabu te via da. Di ne e poi comunque Su disco, no? disco, ma te viovi in America, comunque è molto importante, molto. Pruso de suonare questa cosa buona via da questo de. Sì, lei è molto importante, è Questa un musica. premio, lei organizzato da Grammy, wow. Dunque, lei è importante. Zada aiutau a gattare altro trabalho Sì, con sa musica. Sì, no, le Open the servì. door, no? No, le servivo perché non quella in America, ma anche in Europa. Siamo andati su no, sempre un festival comunque importante. È un promote, ci chiamau per andare su no, allo Ziget Festival, che è 300.000 persone. Wow. In questo gusto? Budapest. Dunque, le servivo questa cosa qui perché creo connessioni. Si è fatto conoscere Sì. a Forasa di Sì, Italia. Quello è stato in Norvegia, tra l'altro, un go freddo. Ma no. In Hierro, No, ma ora a marzo mi sembra. in Barani. Ma Però meno 20. Norvegia mi pare che Meno sti 20 Hierro comunque, sempre. 5 metri di neve che Uno che arriva da adesso sul ci si c'è ancora 23 gradi, 23 gradi, figurati. come ti si stetti su comincio questa scrittura in tabarchino? E pensavo innanzi si faccio sardo, faccio tabarchino o diretto e pensavo, va bene, come lasso inglese e torno a salimba a me de pipì, no? Cosa su tabarchino tu conosci se stati pesau in tabarchino? Allora, in ta famiglia non si parlava tabarchino. Si parlava inglese, francese, perché mia mamma è l'insegnante di inglese e mio babbo lavorava in Africa, dunque parlava francese. Ok, dunque chi non si parlava? Mio babbo grande anche provava a parlare italiano, ma non che, insomma, facciamo un po'. Un po' a misturare. Però il suon che è sempre stato, dunque è stato facile, poi ho cominciato a riprendere la lingua. Però il sordo, insomma, quando piccino non si parlava minimamente, ma sentivo Paolo il sordo. Dunque che il tabarchino provavo proprio a cercare il messaggio, insomma, a mettere a posto me. Io sono un tabarchino italiano, che provo, cosa sono? Alla fine ho scelto di usare il tabarchino, insomma. Ho cominciato perché l'idea originale era di fare musica nordafricana, dunque blues africano. E comunque la lingua si sposa benissimo con il Mediterraneo. Dunque
È stata una lingua, una non sorta... va, no, sì, tabarchino, sì, bene, sì. tabarca, va col girino, va genovese, Una mistura mediterraneo del tipo. sicuro, così. Dunque, è stata una sorta di... che è nato prima l'uovo o gallina, non so, comunque è stato a soluzione più naturale che poteva essere. Che in me da mantanau, che l'italiano è più stau di imparare in musica rispetto a su sardo, a su tabarchino, a inglese puro. Poi non dico se è possa rima o possa ritmica proprio. E sprovavo pure in italiano qualcuna L'italiano cosa. scrivo il problema è sempre il suono, cioè il suono della lingua. Il suono l'inglese non è un fatto che ok, lo parla tutto il mondo, però il suono della lingua è più facile, più armoniosa. L'italiano è un po' piuttosto difficile, però cioè, Ci tanti, sei il bede. tanti o scrivendo insomma in italiano oppure anche sordo, insomma. Ascolta, teni a savuro qualcun esempio di musicista che canta già in tabarchino? Ugea, sì, è stato... Allora, adesso non lega più Carloforte. a paese, a Carloforte. È stato per me Mario Brai, insomma, proprio caposaldo de tabarchinite. Ma ancora prima che non possiamo, anche se non è tabarchino, è Fabrizio D'André con Così Cresa. genovese. Però non è proprio genovese, quello di Cresa del Mar non è proprio zenaise. È una sorta di mistura strana, insomma. E anche quel disco lì è stato insomma, importante, tanto, Aggiuda un meta. tanto. E come ti sei cominciato a fare conoscere con questa nuova maniera nuova di cantare, dunque con su tabarchino? E sei arricchito queixasa, che qualcuno vi ha contento, che qualcuno no? Come ti sei stati Allora, dallo suo ancora, comincio insomma, proprio? io non parlo benissimo, dunque ancora, non parlo bene, dunque ancora, ancora è difficile, ok? Però a me non me frega niente, insomma, continuo così. Però è difficile perché comunque la lingua che comunque si parla in due paesi del mondo e basta, ok? Che è molto serrente la comunità, mica si dice così e se si pronuncia, bla bla bla, bla tutte queste cose qui. E dunque è difficile sciurti anche dei canoni musicali che sono stereotipe, perché avete le così, ma in tutto folklore, ma non per male. Il folklore ha bisogno per la tradizione, per mantenere la tradizione, il tempo, sto stereotipato, ok? Però se ti fai qualcosa di diverso, diventa un grosso problema, ecco. In tutto, non su me, anche per per tutta la situazione comunque. E quale via da questa prima canzone che hai scritto? In E Mesumo, suona? la prima canzone che ho scritto in tabarchino è Mesumo, che è poi qua che ha vinto il premio Paroli. Quella prima. E stemma siete dei te voi da Ianta questa... Demo. Solo demo porno. No, mi piace che è a fonte di ispirazione per se ti fai, non è che vago per travaggio in mezzo a mo, ok. Però sono cresciuto con la borca, sono cresciuto proprio di fronte a un mo, che mi shorto, vago in casa che è un mo, o sono di un mo, che è sempre un mo, sempre. Che non si è atteso, te ne sa bisogno Sì, di dire. sì, o sono, ma anche o do, insomma, che è l'importante. Dunque mi parlo principalmente di un mo, da vita a un mo, comunque, quello. E dunque, a Sanau, a Sanumenau su premio Parodi,
se volesse contare poco poco di questo premio di importo umano che è stata donato pure una opportunità di in sa musica, in suo mondo musicale, collaborazioni. No, è stato importante e strano perché mi sono iscritto così, non che pensavo niente. Poi ho cominciato a salire sul palco, non tanto emozionato, Poi è stato strano perché mi ha chiamato e poi mi ha detto, sto qui. Cioè mi ha chiamato per un premio, non mi ricordo. E poi sto qui. E tanto la parla in noia che Mi- noi si accavava. No, lì comincia che cosa è che succede. E niente, poi alla fine che arriva il premio finale, tanto emozionato, tanto che ho avuto un altro premio che quando ho fotografia mi ha fatto così e non è legato il premio. non vi ha è sto Caido. Il problema è che il microfono intorno alla sala per prendere applausi. Comunque sento su Dite vi boom ha fatto gigantesco. su Dite vi ha fatto su premio. Il sordo, pedra. Sì. Comunque e che ha foto bellissima dove è una leda così e mi così. Vabbè, Però no. è una figura comunque, è tipico del mio comunque questa cosa qui. Comunque è stato bellissimo, insomma. E apposti del suo premio e testa a contessio. Contesto che ho fatto un disco proprio. Dunque, dopo che comincia a entrare in un circuito diverso, perché mi faceva del lungo blues, dunque ho contatti del blues, non della musica, del world music. E dunque te entri dentro il circuito di questa cosa qui che è fantastico, che mi piace. C'è del blues. Questo pure ti ha fatto viaggiare De Bruso. Sì, per una cosa, sì, che è un circuito nazionale, insomma, importante. Poi che è anche, prima però dire, è una sorta di grande famiglia, ok? Che se ti entri dentro, insomma, è sempre bello sta a vedere i familiari, ecco, insomma. Così. Dunque, in viaggio hai tenuto sa opportunità di conoscere musica differente, pure Sì. di vostre lingue. Quali punti i viaggi che ti hanno fatto crescere di Bruso, che ti hanno fatto conoscere cose nuove che noi non spazio bere mai? Allora, sono stati tre per me. Quando ho piscinato 4 anni sono stato con tutta la famiglia in Africa, in Mauritania. E lì è stato il primo perché ho sonda che mi porta ancora del tuale, del deserto. Per me, quando fago sono, è proprio naturale, cioè per me è proprio dentro di me. Il secondo è stato America perché è naturale. Il terzo è stato il Giappone. È stato il viaggio più strano della mia vita perché sono partito che a me non interessava niente il Giappone, cioè non sto neanche cartoni, niente mi fregava niente. Comunque sono stato così partito. Sushi non vi è moda? No. E lì il sushi non si mangia tanto. Mi tanta nausea. No, I giapponesi si spantano de commenti pensavo su noso esatto, costa anche tanto, tante palanche, tipo 80 euro. Comunque, non fai da due papare ogni a dire. No. Però è stato un viaggio giapponese, è stato fantastico. Proprio un viaggio personale, cioè sempre viaggi per personale. È stato bellissimo. E ne è sconnoto musica tradizionale del Sì. suo luogo, come testa sa? Totalmente differente. Pure sa maniera di pensare sa musica cambia, no? tutto. Mentre Anna a fora sa
toccata a pensare in maniera differente sa cultura musicale pure. Questo sono punti, io che punti meda, conoscente meda s'opera italiana, sa musica No. lirica, questa più forte pure questa più estrema, non No, ma anche la cosa strana è che sono partito a Tokyo, ho conosciuto che cosa? Te pensi a musica giapponese? No, a musica sorda. Mi ha contato il tenore di Tokyo. O che fai va Eia, cioè, a musica tenore. Dunque, capito? punti tenore È stato, ma che cavolo, fantastico. e il fatto che alcune cose impari, sì. No, perché io non parlo, cominciò a studiare canto a tenore, canto a concordo da più grande, dunque mica non sapevo fare ma niente di niente, proprio niente di Quanti niente. anni tenia sa questo tempo? Sui 30 anche di più. È giovanetto che sia figlia che figlia. Dunque, no, è stato strano ma bello. Questo aiuta. E a sliau in noi che alcuna sonorità, che alcun strumento musicale che sapevi in ie. No, non è stato tempo, però è stato proprio non a musica, proprio la sensazione di libertà, anche mi ha lasciato a curiosità, che è tipico del giapponese. A curiosità che ti guarda così, ma Precontante a me, da. tanto, sì. E dunque mi è servito comunque a vedere la vita in un modo differente, insomma. Capito? E noi se sfaenno come in musica. Come se a intro dessa world music, come in filone narausu. E dunque se scries fai musica narausu de questa genia. E te se faenno come. Awa, cioè Ja. Awa in un momento. Awa sono che collaboro con diverse realtà sorde che prima sono entrato a un gruppo che si chiama Elienses Ah, da Gavoi che sono diventato appunto da Awa insomma da presto. Poi sono che collaboro con Ilaria Orefice che è tanto brava, insomma fa una sorta di world music più del nord Europa, insomma. E poi il quartetto del canto tradizionale di Sant'Antioco e poi sono che scrivo altre canzoni, tabarchini, questo da fare tantissime un cose. montone di cose, sa. E te fai se suona, se canta, sa, o cambia. Tutto quello che fa, mica, no, infatti mi sono un po' di strumentista, no, mi annoio a sto che so, penso solo mica sono chitarrista, mi sono batterista, mi piace fare, dunque quello che fa mi lo faccio, non è problema. Su una house questo che in inglese si narra da jolly, Esatto. in suo sentito che tu puoi suonare, cantare. A casa non è molto bello Jolly, no, però sono che scherzo. Appunto in inglese, non in Sono che scherzo, tranquillo. italiano. Sono che scherzo. E tu mi pare che te ne passione se meda Sì. a fuori pure de questa musica e via, Sì. con sa boie, con sa fuedada, e te se fanno a fuori pure de questa musica, oppure tenese pure intenzione o volontà di imparare a qualcuno sa musica, sa maniera tua di fare musica e foeddo, di scrivere. Non me. Come ti Sì, chiedi, no, come ti no, maestro? no, maestro non mi piace. Cioè, mi piace, insomma, con la batteria insegnò, però con altre cose, chitarra, è strano, sono a rovescia, dunque, è difficile. Qualcuno più mancoso è magari difficile. potete imparare. Però, a di musica, che non è proprio di fila, faccio musica per videogiochi. Dunque, sei un designer videogiochi.
Comunque fago... E questa è sta elettronica o tu da poter suonare acustica e acústica Dipende dalla situazione, oppure con scritta con digitale, sì. Dipende dalla situazione, o canto anche. Non è... E come te, se tu hai castia su progetto, su script de su videogioco, in ie imparas a sa musica, cioè pensas No, a sa musica o come te funziona? No, solitamente ti entri, ma che comunque il circuito indie non è il circuito, insomma, mainstream. Può donare Ok. in sardo, perché mainstream. Dunque è un rapporto, insomma, molto stretto Diretto. comunque che ti fa il videogioco. Però è un altro circuito che si chiama RP in gergo, dunque roleplay, che te porti, insomma, è una sorta di attori all'interno di un videogioco e mi fa anche questa cosa qui, dunque, tutto il suono, a ricerca del suono particolare. Ora è difficile per spiegare perché non so perché manco Paolo proprio lì. Però è interessante, mi piace anche questa cosa qui. I videogiochi sono un tipo subruso in inglese. No? Difficile I trovare numeri in sardo pure no è poco da sta detto che cantare su fuetto giusto. Ma questo è pure questa cosa buona di sa lingua via, no? Poi te c'è via, tu devi pensare al neologismo sicuro. Parole difficili. Sono punti difficili, però Certo. ti Che provo. insullano a me, no? Certo. Dunque magari in un videogioco, in una canzone, ti servi di un fuoco nuovo e potete pensare o tu faccio in casi come in testa in altra lingua oppure impero Certo, sa morfologia nella sotto modifichi. barchina Certo, e da potete fare. certo. E così potevo pensare pure cosa parte dei videogiochi di pensare che alcuna cosa a casi. No, sai, questa proprio provare nulla, perché È sempre si può provare creatività. E dunque, il progetto musicale, se chi te ne sei comodo per fare qualcuno live, hai fatto tour, pensavo che qualcuna cosa a fora, cioè in Sardegna o magari a fora Savuro. è proprio la situazione più di scrittura, ecco. Non è proprio, penso, insomma, l'uscita del disco, che penso, quest'anno è proprio per trovare, insomma, la Tanto si scrittura. deve aspettare un Sì. disco nuovo Mi o dispi- che hanno Kennedy Mi dispiace. sul 2027. Mi dispiace, sì. E potete andare a regalare una cosa del suo disco, sa ad essere in tabarchino, eia? Non per forza, Eia? magari italiano anche, in sordo, che sa, non so. Deus Surprise. scoprire. Che tempo, che è ancora un anno. Almeno un anno che è di tempo. Una web. Ci vuole del tempo. Su. Fai tutto a solo? Come te fai? Dipende, il primo disco ho fatto tutto da solo, dunque la musica suonavo tutti gli strumenti, cantavo, il secondo che è la band, e il terzo, non lo so, vediamo, non lo so. Io no, sapere. no, magari è tutto elettronico, non lo so, non so ancora, comunque mi piace aspettare e vedere un momento, sono molto, insomma, vivo un momento di ispirazione da scrittura, dunque non mi sento di dire come no. No, fai bene. E sul logo favorisci po' tu, sul logo meglio su vuoi scrivere e fare musica e se bidda tua? Sì, mi piace. Domo tua pure. Mi piace, no, a Cannes no, mi piacciono i nido dei passeri, dunque a scogliere da Inoeste. Macori, Ah. che adesso comunque sempre chiedo, mi piace. A pago dritto, dunque. Sì, mi piacciono lì perché comunque è proprio parte che vedo un moghe, un sonde, onde, dunque tante belle cose che mi piacciono. E mancare che non essi state preneggente, No, meglio che non no, non mi piace proprio Ah. che la confusione, non mi piace. Se gente del suo logo su logo e mare si dubbivi, si tu cosa da de pruso che hanno Sì.
a fora de stagione, vero. Fuori dei foresti da noi. Hanno I il foresti non poposo mi piace, ma che è proprio a cosa zenaise. Foresti no. Piace, che piace di me, però i foresti no. Grazie a Meda. Vi un anno che tu imperas a saboia non fetti può cantare. E tu puoi videogioco su now e pure altro, no? Sempre in tuo videogioco per doppiature, non so come si dice comunque. Neologismo, Dunque ho studiato a Roma un po' di tempo fa, doppiatura per cinema. Mi piace proprio Dunque addizione. ma io sono un po' fermo, però sì, è difficile tanto. È doppia, è sordo. Anche se sono tabarchini, però sordo, l'espressione sorda si sente sempre. Che si italiano è italiano regionale sardo, sa cabo. Certo. Dunque è interessante. E vocale sicuro. Per noi le vocali è facile avere, ho chiuso che ha differenza. Pesca, è sordo. pesca. Esatto, pesca. Che a differenza, il sordo non ha differenza, è tutto aperto. La nostra che è serrato aperto. Però è difficile, l'audizione è difficilissima. Però mi piace appunto utilizzo a uso in tanti modi, il doppiaggio è fantastico per permettere di parlare. Poi che idea c'è avanti di fare radio, o comunque podcast. Podcast, sì. È fantastico questa cosa qui. A tema musicale o? Sì, che è idea a tema musicale, che è già pronta a prima puntata, dunque vedremo. Bene, dunque ciao avanti. Devi ascoltare pure. Poi danno e non fetti cantando. Italiano, penso italiano. In italiano? Però. C'è sempre tempo, Sì, commenti in italiano e fai ad acciugnare un poco di tabacchino pure. Ciani. Cosa? Ti torno a ringraziare, grazie a me, dopo sai, arricchito in domo tua. Questo piacere. E poi sai, contato tutta questa vita tua, questa vita artistica, di artista de due, de su comincio Vinzasao, e spero che si tornare a bere luego, poi altre novedades. Speriamo, sono qui. Grazie a me.